Picciotti di Sicilia a tutto tondo, tagliate chi c'è qua, guardate dove abbiamo portato oggi. Innanzitutto ti presento a Ezio e a Raffaele. Ciao ragazzi! Siamo a Villa Fiat al Capriccio, dove che c'è scritto da Capriccio. Sì. E vi faremo vedere questa nuova apertura di Sci Ragazze. Quante cose buone hanno, già qua ci sono qualche cosa, abbiamo fatto vedere qualcosa come la facciamo, ma sicuramente abbiamo mangiato, quindi senza chiacchiere, perciò, come diciamo sempre noi. 1, 2, 3, amori! Guarda qua Davide che cosa sta facendo, lo sai cosa sono? Sono i rollò. Il rollò, brave, fatte sempre al momento, vedi chi è concentrato. Ci vuole maestria pure a fare un rollò, certo. visto? Da lei invece chi c'è qua, cavoli, il ravazzato, ora chissà mi ne mangio una subito, a volo. Ezio, che è il proprietario, sta preparando la pasta al forno. E tu non vedi l'ora. Mamma, ma certo che non vedo l'ora. Allora lui ci fa vedere come la prepara e poi ti faccio vedere pure dove la inforna, perché pure la cottura è importante qua. E questa si trova sempre, vero Ezio? Diciamo sì. Sempre, tutti i giorni. Tutti i giorni, quindi quando non abbiamo chi mangiare, amore, passiamo il cane, picchiamo la pasta al forno e evitiamo di fare abire la casa. Tua mamma sarà contenta a questo punto. Che si sparagna luce e tutte cose. Forno a legna. Tu mi a dire quanto di voi si hanno mangiata pasta fatta al forno a legna. Ma effettivamente. Aspetta, ma c'è pure un secondo, dai che c'è? Vediamo. Patate fatte al forno. Vabbè, a posto. Allora cominciamo a impiattare appena sono pronti perché è un petit timore. Basta, resisto più. Ovviamente non può mancare la pasticceria, sempre fresca, no. fatta, amore, tutti i giorni. Io già ne ho uno in mano, ti dico pure il gusto, è tipo 7 veli. E se mi inquadri come mangio più resisto più. Guarda Aurora che cosa mi sta portando. Vieni Aurora. Qualche pezzo di rosticceria, facciamo un piccolo assaggino. Questo è il momento preferito del maestro. Amore, ma sono tutti i tuoi momenti preferiti? Ma quando si mangia soprattutto. Anzitutto vi presento a Raffaele. Raffaele si occupa della parte dolce del capriccio, giusto Raffaele? Sì. Ma ci stava spiegando una cosa importantissima che uno magari sottovaluta, ma è importante. Che cos'è questo? Allora, questo è il lievito madre. Sì. Ed è il lievito da cui partono tutti i nostri lievitati. Quindi voi li fate con questo? Con questo, dai grandi lievitati alla rosticceria, ai cornetti e tutto. E mi dicevi tutto che non è perfetto. facile trovarla in pasticceria al giorno d'oggi, diciamo. In provincia siamo pochissimi che adoperiamo solo lievito madre. Vero, l'avemo qua, o paese, a Bella Frate. Guarda che cosa ci fa Raffaele, ci classa una delle sue monoporzioni in diretta. La Rochelle. La Rochelle, se tu lo guardi è lo stesso del Rochelle originale. Amore, preparati perché questo è l'angolo del paradiso. Sì, a me mi fa impazzire, monoporzioni mi fanno impazzire perché è un dolce un po' più grande ma non troppo grande. Ma io ne potessi mangiare 4-5, ma poi con tutti questi gusti che ci sono qua. Ecco qua l'arancina femmina siciliana di Palermo. Arancina, fatta subito al lampo. Ora chi lo zacchi e a frie ed è pronta. E ora è il momento più bello, quando si frigge. Ci facciamo fare un bagnetto e sono pronte. Arancine pronte, belle cavore, ma qua non manca niente, pure un pollo è pronto. Ora dobbiamo decidere che cosa mangiare. La cassata l'abbiamo vista, guarda, vedi? Sì. Ma ci sono anche tantissimi altri tipi di torte. Ne fanno sempre loro fresche, io viro ancora mentre parlo, mi stai mangiando dolcino, ma ne vale la pena. Mancano le colombe pasquali, ma prima di mangiare questo dolce e salutarvi qui con Ezio e Raffaele, vi devo ricordare una cosa importante, il forno a legna che abbiamo visto poco fa. Aspetta che cerco di inquadrarlo da qua. Nel caso è vero, forno a legna non è che è solo per fare la pasta al forno, giusto? Ma qua fanno pure pizze spettacolari. La prossima volta andiamo a mangiare la pizza, va bene? Ora per oggi, dai che c'è qua. E che ciao, allora noi ci mangiamo un pezzetto ma nel frattempo vi salutiamo. Ciao picciotti, venitela a trovare al Capriccio a Bella Frate che capace che ci siamo pure mangiare che ne pigliamo caffè perché siamo qua. Ciao picciotti.